Indossa il vestito della festa Lignano Sabbiadoro, scenario dell'ultima e più importante tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, il circuito itinerante di Sand Volley 4x4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che combina lo spettacolo del volley rosa di Serie A e il divertimento sulle più belle spiagge italiane. La Beach Arena, situata sul lungomare Trieste, è pronta per ospitare la 25esima edizione del campionato italiano, competizione regina dell'estate. Per tutto il weekend le 6 formazioni impegnate si daranno infatti battaglia per la conquista dell'ambitissimo scudetto. Si presentano con gli stessi roster di Riccione le 2 grandi favorite, ovvero Savino del Benescandicci e VBC Apis Casalmaggiore, che in virtù dei risultati della tappa di settimana scorsa si troveranno nello stesso girone eliminatorio. Nel gruppo A, insieme alle toscane e alle rosa, che hanno messo le mani sui 3 trofei già assegnati, ci sarà la P2P Givova Baronissi, anch'essa invariata nei nomi rispetto alle precedenti tappe. Nel girone B figureranno la Saugella Team Monza, che conferma Ilaria Fasano, la LPM BAM Mondovì, che punta sull'esperienza al palleggio di Caterina Sintoni, e la Millennium Brescia, con le novità Silvia Fondriest e Gloria Santin. Noi in primis ci aspettiamo di fare un risultato migliore rispetto a quello precedente, anche se sarà molto tosta visto le corazzate che si sono presentate, e non lo so, vediamo di mettere la nostra energia su ogni palla, su ogni azione. Sì, esatto, siamo arrivati all'ultimo di questi appuntamenti e quello più importante, come dicevi tu, ci abbiamo dato dentro molto in settimana perché ci teniamo a far bene, sia per confermare lo scudetto dell'anno scorso, ma soprattutto per rimediare a un epilogo che non ci è proprio piaciuto della scorsa tappa, dove siamo arrivati quarti giocando un po' così, ecco.